cosa ci si aspetta da questa squadra? È una squadra molto giovane, età media 20 anni, abbiamo un sacco di ragazzi all'interno delle squadre giovanili, quindi per noi il test importante, la curiosità che tutti noi abbiamo e la speranza è che i nostri ragazzi, grazie poi al nostro allenatore, siano in grado di poter tenere il campo con giocatori di esperienza, quindi già grandi, ecco, perché comunque nel campionato di Serie B ci sono tanti giocatori di grande esperienza. Quest'anno la Chiavari-Nuoto ha chiamato a allenare la prima squadra, Andrea Pisano, un investimento importante per la Chiavari-Nuoto proprio per far crescere i ragazzi e affrontare al meglio questo campionato di Serie B. È un grande allenatore, in direi 20 anni tutti i giocatori più forti di Savona sono stati allenati, quindi gente che comunque è andata in nazionale, giocatori d'altissimo livello sono stati formati da Andrea Pisano. Incarna proprio quello che desideravamo, cioè l'educatore, l'allenatore con con una esperienza tale da poterci consentire, spero finalmente, di poter ripartire con il progetto Giovani, Ragazzi, Crescita. Devo dire che ho sposato, parlando con Claudio Zadra e Danilo Ghio, ho sposato assolutamente questo progetto perché penso di poterlo vestire nel migliore dei modi e quindi è molto stimolante. Cosa ci si può aspettare da questa squadra? La squadra ha enormi margini di crescita. Mi aspetto un inizio duro per i ragazzi perché hanno poca esperienza e quindi è comunque un campionato sì di Serie B, quindi non di A2 o di A1, però un campionato di adulti e quindi il ragazzo quando si pone in confronto a un adulto a livello di cattiveria, a livello di forza fisica paga qualcosa. Quindi vediamo un attimo come sarà la loro reazione.